Clamorosa rivelazione fatta da padre Amort: anche i laici possono liberare dal maligno. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una importantissima dichiarazione rilasciata da padre Amort, il famoso sacerdote esorcista che purtroppo ci ha lasciato diversi anni fa, il quale praticamente di fronte, ecco, alla domanda, al dubbio che molti si pongono se i laici possono o meno scacciare i demoni, ha risposto che non solo i laici possono scacciare i demoni, ma se i laici non scacciano i demoni cadono in peccato mortale. Quindi diciamo, ecco, che molti, ecco, ricordiamo che la facoltà di esorcizzare è riservata solo ai sacerdoti con regolare mandato del vescovo, però padre Amort ha precisato che l'esorcismo è un sacramentale, una preghiera pubblica che può essere recitata solo ed esclusivamente da un sacerdote con l'autorità della Chiesa per scacciare il demonio. Ora, le preghiere di liberazione hanno lo stesso scopo degli esorcismi, cioè quello di voler scacciare il demonio, e hanno la stessa efficacia dell'esorcismo, con la differenza che queste preghiere di liberazione possono essere recitate anche dai laici. Invece l'esorcismo è un sacramentale che può essere compiuto solo da un sacerdote col mandato del vescovo. I laici possono però ordinare nel nome di Cristo al maligno di abbandonare il corpo dei posseduti. Possono mostrare immagini e reliquie di santi a cui sono molto devoti, possono invocare l'aiuto dei santi, l'intercessione della Madonna ed imporre addirittura il crocifisso sulla testa dell'ammalato. Tuttavia, essi non possono pronunciare la frase "io ti esorcizzo", ma possono solo dire "nel nome di Cristo, vattene, ritirati all'inferno, io ti scaccio, o spirito immondo". Quindi padre Amort ha detto che esistono, come penso sappiamo anche noi, molti casi di persone possedute che sono state liberate da laici e non da esorcisti, perché ci possono essere molte volte anche degli esorcisti che agiscono senza credere nel demonio e senza confidare in Dio, e per questo non riescono ad ottenere la liberazione. Se noi pensiamo ad esempio alla vita di molti santi, come ad esempio Santa Caterina da Siena, costei non era un sacerdote e non era una suora, eppure scacciava il diavolo dai posseduti, e molto spesso erano gli stessi esorcisti a chiedere l'intervento di Santa Caterina da Siena quando loro non riuscivano a scacciare il maligno da un posseduto. Quindi, secondo padre Amort, esorcismi e preghiere di liberazione hanno la stessa efficacia, e l'aiuto dei laici è fondamentale nel ministero della liberazione. Senza i laici, considerando che gli esorcisti sono poche migliaia, ci sarebbero molti più posseduti in giro per il mondo se i laici pure loro non dessero il loro contributo. Quindi i laici sono fondamentali nella lotta agli inferi. Ricordiamo che lo stesso Cristo ha dato il suo mandato per scacciare i demoni, prima ai 12 apostoli, poi a 72 discepoli e infine a tutti gli uomini, assicurando: "Nel mio nome scaccerete i demoni".
È chiaro però che coloro che non credono nell'esistenza del diavolo non credono neanche al potere che hanno i laici di scacciarlo, né al potere che hanno gli esorcisti di scacciarlo. Quindi Padre Amorth, insomma, ha auspicato che anche i laici si occupino in quest'opera di liberazione dei posseduti dal maligno, e anzi ha detto che chi non lo fa cade in peccato mortale.